Bentornati a Restart. Questa settimana partiamo parlando di economia e lo facciamo con il direttore generale di Confcooperative Romagna, Andrea Pazzi. Ben arrivato direttore, proprio in questi giorni c'è l'assemblea, domani. Sì, esatto. Grazie intanto e un saluto a tutti i vostri telespettatori. Sì, c'è una ripartenza se vogliamo, no? Sì, c'è una ripartenza, c'è già stata un po' di ripartenza, le imprese la stanno sentendo. Per assurdo abbiamo un problema generale, poi risaputo, del blocco delle materie prime, del rallentamento delle forniture, per cui magari vi sono alcuni servizi che sono fermi e questi incidono anche sulle attività delle nostre cooperative che svolgono per esempio i trasporti, che svolgono i servizi dentro le imprese e quindi tutto questo comparto. Come sempre nel mondo cooperativo c'è grande differenziazione dall'agroalimentare al sociale, ai servizi, chi è che soffre di più, chi invece sta meglio? Ma guardi, per assurdo soffre di più la cultura. La cultura è rimasta ferma completamente per più di un anno, fa fatica a ripartire perché abbiamo visto anche adesso gli spazi sono ancora in parte limitati, in parte no, e le produzioni, le attività delle cooperative culturali si stanno riattivando, però è molto faticoso perché imprese deboli per antonomasia che ora hanno subito un anno intero di rallentamento e che ora devono ripartire, quindi questo secondo me è il settore complessivamente più problematico. Confcooperative di solito è un esempio di non perdita di posti di lavoro, c'è invece stata sofferenza anche in questo settore? No, da questo punto di vista devo dire che i segnali sono stati positivi perché comunque tutto il comparto delle cooperative sociali di lavoro che svolgono i servizi alla persona addirittura hanno avuto un trend, un'attività durante questo periodo molto intensa, peraltro con risultati importanti, ecco, con un'assistenza che è stata portata a termine molto bene, anche se purtroppo, ma come in tutta Italia, c'è stato qualche caso di Covid anche dentro le strutture che non si è potuto evitare, perché poi gli anziani periodicamente si muovono dalla casa di riposo, vanno in ospedale perché hanno determinati problemini che devono essere trattati e quindi poi ritornano in casa di riposo, quindi ci sono delle circolazioni che non hanno certamente favorito anche l'ingresso del virus anche in questi sistemi che sono stati comunque molto protetti perché fin dai primi giorni tutti gli ospiti e i visitatori sono stati chiusi anche con notevole polemiche perché nei primi giorni della chiusura totale delle case di riposo e non era lockdown totale ancora nel nostro paese e c'è stato anche, non dico una rivolta, ma una sollevazione da parte di alcuni, ma fortunatamente questo ha permesso di tutelare moltissimi ospiti. La struttura Confcooperative Romagna, siamo ancora in rodaggio o adesso la macchina funziona? No, allora, la macchina funziona perché chiaramente non possiamo dire di essere in perfetta circolazione. Anche perché c'è stato il Covid, quindi tutto è stato rallentato. Sì, esatto, c'è stato un po' il Covid, siamo a quasi un anno e quindi dico quasi perché per pochi giorni, siamo a quasi un anno dall'assemblea congressuale che ha sancito la nascita di questo nuovo ente che assomma appunto 2 territori vasti e importanti, ma il funzionamento a mio avviso è molto buono. I collaboratori stanno collaborando bene, le cooperative stanno sentendo che c'è un'attività complessivamente nuova, con dei servizi che complessivamente, io dico da entrambe le parti, risultano più efficienti e più efficaci e questo è il nostro obiettivo, di traguardare questo in una messa a regime del complesso di tutti i nostri collaboratori da potersi chiudere nel più breve tempo possibile. In questi giorni le problematiche più importanti sono appunto le materie prime, l'aumento dell'energia e di tutto quello che ne comporta, anche la benzina, il metano, e poi naturalmente la questione del Green Pass con tutte le polemiche. Come vi state rapportando per risolvere questi problemi che sono non vostri ma di carattere internazionale? Ma guardi, devo dire che dal punto di vista del Green Pass non abbiamo avuto pressoché alcun problema. Fin da subito la nostra organizzazione si è orientata in maniera molto favorevole verso uno strumento che apposta è uno strumento che consente a tutti di rientrare nel mondo del lavoro in una maniera, ci auguriamo, stabile,
nel momento in cui dovessero riprendere determinati sistemi, e questo è un meccanismo di controllo sufficientemente efficace, che speriamo naturalmente termini a breve come questa pandemia, ma che in questo momento lo riteniamo un elemento necessario. Dal punto di vista del lavoro vi sono delle carenze strutturali, perché ne cito semplicemente due: infermieri, medici, ma soprattutto infermieri e OS, operatori sociosanitari, non si trovano, e questa è stata una carenza di programmazione importante che il nostro Paese non ha messo in campo nel momento in cui una parte del personale è andato in quiescenza, anche favorito dal meccanismo del Green Pass, della pandemia, e dall'altra parte l'università, in questo caso per quanto riguarda gli infermieri, o la formazione e lo stimolo per diciamo, conseguire OS non è stata adeguata. È vero, la sanità pubblica ha assorbito molto di questo personale, soprattutto infermieristico, per i vaccini, per la tutela negli ospedali, per tutte le problematiche che conosciamo, ma dall'altra parte non si può lasciare scoperto un settore che è strategico come quello dell'accoglienza agli anziani. Per quello che riguarda la benzina, i rincari generali? Sì, per quello che riguarda i rincari, naturalmente i rincari sono importanti, non si riescono a trasferire adeguatamente verso la distribuzione, perché questo è così come per l'aumento delle materie prime. L'agricoltura soffre questa tematica e questi meccanismi, perché vediamo gli aumenti notevoli dei beni che servono per produrre i prodotti agricoli, i nostri prodotti agricoli soprattutto, quindi l'ortofrutta, l'uva e l'ortofrutta, e dall'altra parte assistiamo, come ha ben detto anche il nostro rappresentante nazionale del settore ortofrutticolo, Davide Vernocchi, in questi giorni sulla stampa, dall'altra parte i supermercati, le grandi marche e le grandi catene chiedono in continuazione degli sconti e delle riduzioni di prezzo che strangolano il settore agricolo. Tanto che mettiamo a posto il microfono al volo che si è spostato, eccolo qua, l'archetto. Torno alla costituzione di Confcooperative Romagna, costruttori di bene comune, no? L'anno scorso. Quest'anno quale sarà invece lo slogan, il leitmotiv dell'Assemblea? Noi presentiamo il nostro primo bilancio di sostenibilità della Romagna, e quindi lo slogan potrebbe essere più sostenibili insieme. Nel momento in cui presentiamo un rapporto che tende da una parte a rendicontare tutte le attività che Confcooperative ha portato avanti nel segno della sostenibilità, quindi di un'economia sostenibile, perché ovviamente qualsiasi processo e qualsiasi percorso economico che possa essere sostenibile deve essere in primo luogo economico, quindi deve rendere positivamente, e poi può essere sostenibile e deve essere etico, perché questo è il nostro contorno. Per cui rendicontiamo questo, e dall'altra parte siamo andati a monitorare attraverso un'indagine con i nostri principali stakeholder interni ed esterni quali sono gli elementi chiave che Confcooperative è e si dovrà impegnare a portare avanti nei prossimi anni. L'ultimo ragionamento è sul 2022, quanto ottimismo ci può essere pensando, sperando di essere finalmente, non dico fuori dalla pandemia, perché alcuni stati, stavo leggendo oggi le notizie sulla Gran Bretagna, non sono così allegre, però diciamo abbiamo arginato un pochettino i confini, e quindi un 2022 potrà essere veramente con un rilancio anche del PIL, come sostiene il governo, come sostiene Draghi. Ma noi ci aspettiamo che questi dati siano confermati. Abbiamo già un dato molto positivo per il 2021, a mio avviso dovrebbe essere confermato anche il 2022. Il nostro Paese sta usufruendo proprio in questi momenti, e usufruirà di ingenti risorse economiche che gli consentiranno, se ben gestite, e io mi auguro e vedo che in questo momento il governo sta lavorando bene anche in questo senso, nel cercare di portare avanti una gestione operativa delle risorse del PNRR che siano le più concrete possibili e che non si disperdano in mille rivoli, ma che possano creare veramente, come ha detto il nostro Presidente del Consiglio, una buona economia. Quindi possiamo essere ottimisti? Io sarei ottimista, sì, sono ottimista. Sto vedendo anche sulla cultura, anche sulla cultura, sì.
Allora, su questo c'è bisogno di un'attenzione maggiore. E questo lo dico in maniera molto aperta, il governo sta lavorando molto sui principali segmenti economici che sono quelli che sostengono il Paese, ma noi riteniamo che debba essere fatto qualcosa di più sulla cultura / turismo, perché con la cultura in Italia si muove il turismo e con il turismo si muove l'economia, e quindi questi tre paradigmi che sono fortemente collegati possono essere, se portati avanti in maniera attenta, un notevole motore economico nuovo anche per il 2022 e il 2023. Grazie ad Andrea Pazzi per essere stato con noi quest'oggi e buona assemblea che è prevista proprio per la giornata di domani a Milano Marittima. Grazie, e naturalmente l'assemblea è in diretta su Facebook, sulla nostra pagina, per cui chi lo volesse assistere è naturalmente gradito. A tra poco. Ed è con noi in questa seconda parte l'avvocato Jacopo Cavallo, specializzato nel diritto del lavoro, e ci fa piacere averlo in studio proprio in questo momento in cui naturalmente ci sono le proteste, ci sono tutte una serie di polemiche legate al mondo del lavoro e al Green Pass. Distinguiamo no vax e no Green Pass, che sono secondo me due cose differenti. Però è normale in Italia andare a lavorare obbligatoriamente con una certificazione verde data da una situazione sanitaria? Allora, bellissima domanda. Per quanto riguarda la questione fondamentalmente Green Pass, oggi l'obbligatorietà dello stesso risulta essere ormai fuori dubbio. Infatti l'ultimo decreto, il decreto 127 del 2021, che è un decreto legge, quindi a forza di legge, ormai ha previsto l'obbligo sia per i lavoratori dipendenti pubblici che privati di avere il Green Pass. Chiaramente ciò è strettamente collegato al cosiddetto obbligo vaccinale, perché chiaramente per il momento lo Stato ha cercato di mantenere una linea intermedia, permettendo con i tamponi di lavorare anche coloro che sono i cosiddetti Novax. Ma chiaramente gli incentivi che lo Stato ha dato per mantenere un contenimento di questi costi non potrà durare in eterno, e visto che il periodo di emergenza con ogni probabilità andrà oltre il 31 di dicembre, è evidente che il problema vaccinazione e l'obbligo vaccinale è solamente rimandato. Quindi andrà oltre questa emergenza, perché si diceva che oltre non può più andare, invece è possibile? Allora, chiaramente con ogni probabilità sarà così, e lo dico perché molto spesso ci dimentichiamo quello che ci accade nel recente passato, e nel recente passato a noi è accaduto di trovarsi in una situazione molto critica finché non è arrivata l'estate. Di conseguenza dire che al 31 dicembre cesserà quello che è uno stato di emergenza senza alcun tipo di ricollegamento scientifico è sicuramente qualcosa di perlomeno ardito. C'è qualche legge a cui un lavoratore, uno che non vuole il Green Pass o che comunque non si può permettere a un certo punto di fare il tampone ogni 48 ore, si può appellare per continuare a lavorare o non c'è via d'uscita? Allora, quello che ha fatto lo Stato fondamentalmente è evitare che la persona che non si vuole vaccinare venga licenziata, e inoltre anche che subisca sanzioni di tipo disciplinare. Chiaramente però la legge è chiara nel dire che chi non ha il Green Pass non può ricevere, è considerato fondamentalmente assente ingiustificato e quindi non può essere retribuito. Va da sé che per forza di cose il Novax decida di ottenere un Green Pass attraverso i tamponi che, a meno che non ci sia un'azienda fortemente sindacalizzata o molto solida, che quindi decida di organizzare per una questione di sicurezza sul lavoro i tamponi a proprie spese, nel lungo periodo io non vedo sinceramente una possibilità di
sostenibilità di questa situazione, nel senso che il lavoratore dovrà per forza andare a corrispondere di tasca propria le spese per i tamponi, e dovrà farlo con un prezzo sempre crescente. Faccio un esempio internazionale: la Germania ha dall'11 ottobre tolto diciamo la gratuità dei tamponi, che quindi ora sono a pagamento, quindi anche diciamo paesi molto solidi economicamente si sono resi conto che nel lungo periodo però non solo possono. in Italia si può lavorare col Green Pass? Ma in realtà non solo in Italia è uno dei più restrittivi dal punto di vista dell'introduzione del Green Pass, ma guardando anche altri paesi sviluppati come gli Stati Uniti o quella che può essere l'Unione Europea intesa come Germania e anche la stessa Francia, ormai l'obbligo vaccinale è stato esteso anche ai lavoratori del settore pubblico, a tutti quei lavoratori che sono occupati in quei settori fondamentalmente molto esposti al pubblico, quindi gli eventi, i musei e tutto ciò che riguarda diciamo attività con forte contatto pubblicistico. L'unica nota che mi sento di dire è quella francese per i professori, che non è stato esteso appunto l'obbligo vaccinale ai professori, ma anche lì è stata una mossa molto discussa e sostanzialmente di stampo più politico che economico produttivo. Faccio un gioco di parole: c'è una speranza per poter tamponare questo periodo fino al 31/12 affinché magari chi proprio non vuol fare il vaccino e quindi non può neanche continuare a fare dei tamponi ogni 48 ore magari abbia una prospettiva, non so, dall'Epifania i tamponi passano a 5 giorni, che almeno ne fai una settimana? Beh, sicuramente al tavolo, quando le persone dovranno, le parti sociali meglio, dovranno raffrontarsi, rapportarsi, questo sarà un tema molto caldo. Sicuramente da un punto di vista scientifico questo potrebbe essere un problema. Quello che potrebbe essere invece una via percorribile anche di buon senso sarebbe appunto quella di ricollegare a livello giuridico un obbligo di predisposizione dei tamponi anche da un punto di vista dell'accollamento dei costi in capo alle aziende o diciamo con una collaborazione fra aziende e lavoratori, in modo da permettere una distribuzione di questo onere e permettere quindi una collaborazione fra le parti sociali, che renderebbe appunto da un lato meno gravoso per il lavoratore il recarsi presso il proprio impiego, e dall'altro all'azienda permetterebbe di lavorare con più serenità e al massimo dell'efficienza. La presenza dell'Avvocato Cavallo oggi è perfetta anche su un altro tema di stretta attualità, perché si parla di pensione, non più quota 100, ma si ragiona quota 102, ci sono strappi e ricuciture all'interno del governo e c'è tanta preoccupazione anche per comprendere quello che effettivamente accadrà. Ci si va ancora in pensione e naturalmente quanto è importante anche una consulenza per avere tutti i versamenti giusti, perché l'Avvocato Cavallo segue anche appunto i versamenti presso l'INPS o altre strutture. Assolutamente sì, la pensione è un altro tema caldo della nostra attualità e chiaramente molte persone che si rivolgono a me hanno la necessità di comprendere se effettivamente hanno maturato o meno i requisiti contributivi per a poter accedere alla pensione desiderata. Non sempre è facile per un profano conoscere questi dati, anche perché INPS è una macchina organizzativa molto complessa che richiede di conseguenza un lavoro non sempre in grado di sostenere tutto ciò che poi è la necessità del contribuente. Per questo motivo il giurista, con i suoi mezzi e la sua competenza, può arrivare al cuore del problema in caso di mancato accreditamento di tutti i contributi e quindi di mancanze di INPS fisiologiche, ovviamente, contattare l'ente e riuscire a raggiungere un risultato in tempi brevi e in maniera soddisfacente.
faccio la domanda diretta, Cavallo, ci vado io in pensione o no? Perché l'INPS è il capofila, però i lavoratori dello spettacolo sono sotto ENPAS, i lavoratori giornalisti sono sotto l'INPGI e quindi magari i vari organi si nascondono le carte. Certamente, questa è una domanda che qualsiasi contribuente che non è soggetto a INPS si pone. Ovviamente non si deve preoccupare perché ci andrà, sta solo la sua preoccupazione nel trovare, nel comprendere le regole del gioco. Ogni ente, ogni cassa ha delle regole, una sua storia e quindi un'analisi sui generis da effettuare, ma come un buon sarto realizza l'abito su misura per il suo cliente, il buon giurista esperto in previdenza realizza il prospetto necessario e perfetto per andare in pensione. L'ultimo tema, avvocato, riguarda la situazione economica, ne abbiamo parlato anche con l'ospite precedente, c'è stato il blocco dei licenziamenti, c'è la prospettiva di ripartenza, però la situazione non è sempre così limpida, potrebbe esserci ancora un po' di crisi economica e quindi anche rischio per i lavoratori. Qual è l'idea? E anche in questi giorni, in queste ultime settimane ci sono stati dei contatti di aziende in difficoltà, di lavoratori che stanno rischiando il posto di lavoro? Beh, sicuramente il tema caldo sotto il profilo dei licenziamenti, una volta intervenuto lo sblocco dei licenziamenti, è quello dei licenziamenti per riqualificazione aziendale, ovvero per riorganizzazione aziendale. In questo caso il lavoratore spesso è preoccupato che possa essere tagliato fuori, magari dopo anni e anni di operato presso un'azienda, proprio con la scusa della riorganizzazione aziendale. Chiaramente il giurista offre tutela sotto questo aspetto, anche perché esistono canoni ben ristretti previsti dal legislatore, quindi bisogna evitare ogni forma di accesso strumentale, e in questo bisogna dire, ricollegandosi al tema principale, quello del Green Pass, che il legislatore è stato bravo e ha appunto escluso per chi non si vaccina ogni forma di licenziamento e provvedimento disciplinare, fatto ovviamente l'unico caso, eccezione per l'unico caso di malafede in cui il lavoratore accede effettivamente nei luoghi di lavoro senza Green Pass e quindi andando poi a superare quelli che sono i controlli del datore di lavoro. Datore di lavoro, azienda, lavoratore, impiegato, operaio e sindacato. Poi c'è l'avvocato, da che parte sta? Io lavoro a Imola, sto dalla parte del datore di lavoro e dalla parte del lavoratore a seconda delle necessità. Chiaramente capite che una realtà come quella attuale spesso è complessa e riguarda fondamentalmente problemi. Il problema che può colpire sia il datore di lavoro di fronte a un lavoratore assente, un lavoratore che quindi merita un licenziamento disciplinare, ma dall'altra parte posso tutelare anche quel lavoratore che invece sta subendo un torto da parte del proprio datore. Grazie all'avvocato Jacopo Cavallo per essere stato con noi quest'oggi, arrivederci alla prossima settimana.